Buongiorno, i titoli del telegiornale. A Catania parla Sicilia 24, Mattias, il turista francese di 48 anni, travolto e ferito da uno scooter dopo uno scippo in pieno centro storico. Appena sarò ristabilito, dice, voglio ritornare in città. Nuovo dramma dell'immigrazione, la barca si ribalta e 21 persone, ci sono anche 3 bambini, vengono inghiottite dalle onde. Il terribile racconto dei superstiti arrivati all'hotspot di Lampedusa. Sale l'allarme nel cosiddetto quadrilatero della morte della zona industriale di Siracusa. Dopo gli incidenti degli ultimi giorni, il polo petrolchimico fa più paura. Legambiente denuncia: inutile protestare, non verrebbe nessuno. Nel degrado, uno dei monumenti più belli di Catania, la fontana di Proserpina. Nel 120° anniversario della sua realizzazione c'è poco da festeggiare. A posto dell'acqua, rifiuti di ogni genere. E allarme ormai delinquenza minorile, le baby gang tengono sotto scacco Palermo, l'arcivescovo Lorefice, città violenta avvelenata dalla droga. A Trapani la vendemmia della legalità a Saleni è un rito che si rinnova da un decennio. Un bene confiscato alla mafia continua a produrre economia con i volontari della Fondazione San Vito di Mazara. Calcio, sabato a Biella il Catania sfiderà la Juventus Next Gen. I rossazzurri puntano sulla solidità del gruppo Lunetta. Faremo una grande stagione. Eccoci, buongiorno. Parla al nostro telegiornale Mattias, il turista francese di 48 anni, travolto e ferito da uno scooter dopo uno scippo in pieno centro storico a Catania. L'intervista è di Luca Ciliberti. Sì, aveva paura ovviamente di perdere il piede perché si è trovato l'osso di fuori, quindi è rimasto molto spaventato con una grande scarica di adrenalina. Parla per la prima volta Mattias, 48 anni, il turista franco-svizzero travolto venerdì scorso a pochi passi da Piazza Stesicoro da 2 rapinatori in fuga a bordo di uno scooter che poco prima avevano scippato una ragazza. Nell'incidente sarebbe coinvolto anche un altro scooter. Lui ricorda che stava camminando per strada quando a un certo punto ha sentito una moto accelerare ed è stato colpito, poi ricorda di essersi trovato al suolo cercando di raggiungere il marciapiede e ha visto un altro uomo, probabilmente su un altro motorino, che picchiavano colui che aveva effettuato l'incidente e ha dovuto aspettare al suolo poi che arrivasse l'ambulanza. L'uomo è rimasto a terra, sempre vigile, in attesa dei soccorsi, mentre tra gli occupanti dei 2 scooter sarebbe nata una rissa. Sono stato solo sfortunato. Mattias era appena arrivato a Catania, ma giura che non appena si sarà ristabilito vorrà ritornare in città. Spera di ritornare qua con la sua gamba funzionante al 100%, se non di più, perché vuole fare escursioni, che è quello che ama, che gli piace fare, e spera di poter provare anche il nostro cibo, che sfortunatamente non ho potuto provare, avendo avuto soltanto esperienza col cibo ospedaliero, che non è il massimo, ma... Per i medici del reparto di ortopedia dell'ospedale Cannizzaro di Catania che lo hanno in cura, i tempi di ripresa sono ancora lunghi per la complessità delle fratture riportate. Attualmente è fuori pericolo e dovrà fare un intervento definitivo che consisterà nel togliere il fissatore esterno ed applicare un chiodo per consentire al paziente di ritornare a casa, visto che lui abita in Svizzera, è un francese che abita in Svizzera e ha espresso il desiderio di ultimare le cure con noi, vuol dire che gli abbiamo ispirato fiducia. Ancora dramma dell'immigrazione, la barca si ribalta e 21 persone vengono inghiottite dalle onde, tra loro anche 3 bambini. Racconto shock dei superstiti, sono 7 trasportati all'hotspot di Lampedusa e qui appunto questi superstiti per fortuna sono in buone condizioni di salute. Sentiamo Tonino De Mana. Per giorni sono rimasti aggrappati ad una barca alla deriva nel Mediterraneo dopo aver visto altri 21 compagni di viaggio, tra cui 3 bambini, sparire tra le onde. Quando il natante era semisommerso e in procinto di affondare, sono stati avvistati dalla Guardia Costiera italiana. Sono 7 siriani sopravvissuti a giorni e notti in mezzo al nulla con le forze che venivano a mancare. I naufraghi, ormai stremati, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa, sbarcati sul molo Favarolo, seppur sotto shock, hanno raccontato la loro odissea in mare. Eravamo 21
28 con 3 bambini. Tutti sono caduti in mare perché il tempo era brutto e il mare fortemente agitato. Abbiamo cercato di salvare i nostri compagni, ma non c'è stato nulla da fare. Siamo partiti domenica pomeriggio da Sabrata in Libia, hanno proseguito i superstiti dopo essere stati portati all'hotspot a bordo. Eravamo tutti sudanesi e siriani. La barca si è capovolta dopo un giorno di navigazione. Alle ricerche dei 21 dispersi, la cui speranza di trovarli in vita è pressoché nulla, stanno partecipando unità navali e guardia costiera. Allertato anche il centro soccorso libico, maltese e tunisino. E sulla tragedia interviene l'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Damiano. Solo in quest'anno, nota, si calcolano oltre 1000 morti nel Mediterraneo. Occorre, dice l'arcivescovo, un cambio di paradigma nell'affrontare la questione migratoria, favorendo canali di ingresso legali e il rilascio più agevole dei visti e soprattutto incrementando notevolmente gli investimenti nella cooperazione internazionale per favorire un reale e giusto sviluppo economico dei paesi in partenza. Voltiamo pagina. I residenti del cosiddetto quadrilatero della morte nella zona industriale di Siracusa sono stanchi. Dopo gli incidenti degli ultimi giorni, il polo petrolchimico fa più paura. Francesco Aloi. Chi abita nel quadrilatero della morte tra Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta vuole che i riflettori restino accesi. Gli incidenti del polo petrolchimico non possono essere dimenticati, ci dicono in molti. Ai cattivi odori ormai ci si è abituati, ma l'ARPA monitora sempre tutto. Dopo la pioggia oleosa del 26 agosto, la tensione è ancora più alta. A noi non rassicura assolutamente, anche perché l'evento che è successo ultimamente a mio ricordo non si è mai verificato. Se il fenomeno causato da quello che ISAB chiama sfiaccolamento imprevisto e incidentale è finito, il dibattito pubblico e politico non si placa. La regione e i sindaci della zona vogliono capire meglio. Continueremo a fare presente il nostro bisogno di chiarezza e il nostro bisogno di sicurezza per noi e per tutto il nostro territorio. La salute deve vincere sulle industrie, sottolineano i residenti, ma organizzare una manifestazione potrebbe significare anche questo. Questo territorio è legato a doppio filo, a doppio mandato con le aziende del polo petrolchimico, per cui rischieremmo anche di fare una brutta figura, cioè la gente sì vuole giustizia, vuole uscire fuori, ma ha paura. L'impianto U100 Topping ISAB Sud è sotto sequestro, anche se è autorizzato a non fermarsi, ma la procura di Siracusa sta passando tutto ai raggi X. E ora vi mostriamo le condizioni di assoluto degrado di uno dei monumenti più belli di Catania, la fontana di Proserpina, realizzata nel 1904. Ricorre il 120° anniversario della sua realizzazione, ma c'è ben poco da festeggiare. Al posto dell'acqua, rifiuti di ogni genere. Tonino De Mana. Il 30 ottobre 2023 era balzata agli onori della cronaca perché un'auto era finita dentro. Oggi a finirci dentro e a restarci da giorni sono rifiuti di ogni genere, dalle bottiglie al cartone, passando anche per un grosso vaso in ceramica. Nell'anno in cui ricorre il 120° anniversario dalla sua realizzazione, la fontana del Ratto di Proserpina è ostaggio dell'inciviltà e dell'indifferenza anche di chi dovrebbe tutelare un monumento di pregio, declassato ormai ad un'enorme vasca per riversare spazzatura. Niente zampilli e giochi d'acqua, solo ristagni maleodoranti che richiamano insetti di ogni tipo. Dentro e attorno soltanto rifiuti, lattine, bottiglie di vetro e cartoni, giacigli di fortuna per senza tetto. Da queste parti, nonostante la vicinanza alla stazione centrale di Catania, non esistono controlli, come conferma questo addetto alla ristorazione. È brutto adesso, guarda, adesso prima troppo bello, noi c'è gente. Troppo sporco, adesso noi non c'è gente. Perché c'è tante litigare qua, c'è tanti, non lo so che paese. Quindi diciamo i clienti scappano? Certo, perché loro paura. La fontana rappresenta il drammatico momento del rapimento di Proserpina da parte di Ade, un tema mitologico legato alla storia antica della Sicilia. Nonostante tutto, qualcuno ancora la fotografa per la sua bellezza. Altri turisti, invece, la osservano indignati. Io sono un ligure. Vengo qua e trovo uno schifo unico, lo dico chiaramente, anche siamo alla Sicilia. È un degrado. Io ho fatto l'università qui e non era così. Ho dei ricordi molto più belli. Un segnale di speranza ed una lezione di civiltà arriva da questo ragazzo originario del Bangladesh. Hai visto un monopattino a terra e lo hai alzato? Sì, perché costa gentilmente, costa qualcosa da cadere.
devo salire per legge questo, per noi Bangladesh. Davvero complimenti. Grazie, ciao. E adesso sulla montagna di Erice, percorsa la scorsa notte dal fuoco, è in corso ancora la bonifica da parte degli operai della forestale, ma è anche il momento di verificare se realmente si è trattato di un incendio doloso. Sentiamo Laura Spanò. Sono stati 45 gli ettari di terreno percorsi dal fuoco scoppiato ieri sera attorno alle 21 e che ha interessato gran parte della montagna di Erice, il borgo medievale che sovrasta Trapani. Stamane è iniziata l'opera di bonifica dei luoghi percorsi dalle fiamme, per lo più si tratta di macchia mediterranea. Visto il modus operandi, l'orario in cui è scoppiato l'incendio, la scelta di una giornata di scirocco, le condizioni di vento favorevole, non è escluso che possa trattarsi di un incendio di origine dolosa e ora c'è un'indagine in corso. Intanto si cercano i possibili punti di innesco. Ancora una volta, infatti, mentre si tentava di avere ragione delle fiamme in una zona, si doveva correre a spegnere un altro focolaio. Le fiamme, poi complici anche le alte temperature che ancora stanotte erano presenti su tutto il territorio e il vento di scirocco in pochi minuti si sono allargate su gran parte della montagna, anche in zone impervie, raggiungendo San Nicola, Casazze, Fontana Rossa, Visconti. Per poco si è evitato che entrassero nella zona demaniale di San Matteo, ultimo polmone verde già colpito negli anni precedenti. Sono state 7 ore di duro lavoro e solo stamane alle 4 finalmente le fiamme sono state spente. L'allerta è stata attorno alle 21, da quel momento si è messa in moto la macchina organizzativa grazie alla quale si è potuto limitare per quanto possibile i danni. Lungo tutta la zona dell'incendio hanno lavorato in condizioni proibitive gli operai della forestale, vigili del fuoco e a dare manforte numerosi volontari della protezione civile di Erice e diverse altre associazioni di volontariato. Solo stamane sono state riaperte al traffico le strade di accesso a Erice, quella da Valderice e quella da Trapani. E allarme delinquenza minorile ormai da mesi, violenza anche di strada, furti e rapine a Palermo. Le baby gang la fanno da padrone e neanche la mafia controlla più questa microcriminalità. Maglio Viola. Cala la notte, cominciano i furti e le rapine. Saracinesche divelte, vetrine spaccate, passanti aggrediti per rubare il telefonino, autovetture rubate a ritmo di 4 o 5 per ogni notte. E come se non bastasse c'è anche il vandalismo, una decina di scuole danneggiate proprio negli ultimi giorni, poco prima dell'inizio dell'anno scolastico. Palermo è fuori controllo e non c'è più neanche la mafia di una volta in grado di controllare la microcriminalità dietro al pagamento dell'odioso pizzo. Non c'è perché danni, furti e rapine sono figlie delle baby gang. Sono almeno 3 quelle che la polizia e i carabinieri stanno cercando, sarebbero composte da giovanissimi fra i 14 e i 17 anni, ma non sono organizzate come avveniva nell'America degli anni 70, bande improvvisate che si compongono e si scompongono, le stesse che danno poi vita in più di un'occasione alle risse di strada. Molti sono i giovani che delinquono per colpa del crack, ma molti altri lo fanno per noia, per adrenalina. A Palermo più che al nord, o almeno arresti, fermi e denunce di minori qui sono il 5% in più rispetto ad esempio a Milano. Ma mentre tutto questo avviene, la mafia continua a fare i suoi di affari senza più curarsi del territorio se non per sfruttarlo. Lo denuncia anche l'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, che fra l'anniversario dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e il giorno dedicato a Santa Rosalia parla di Cosa Nostra e della sua sfrontatezza, di boss che oggi si sentono come Dio, un Dio mafioso che ha un copione preciso: mi faccio vedere quando voglio, ci sono e non ci sono, ho le chiavi del regno. Ci occupiamo del caro scuola, una stangata per tante famiglie siciliane, soprattutto a Palermo, nel quartiere di Ballarò, l'appello del parroco. Molte famiglie non potranno comprare libri e corredo scolastico per i propri figli. Lo abbiamo incontrato. Marco Gullà. Molte famiglie hanno difficoltà ad acquistare libri e corredo scolastico, soprattutto nel quartiere di Ballarò. L'allarme lo lancia Don Enzo Volpe, punto di riferimento del quartiere. Lo vediamo all'opera, nel suo centro aggregativo. Qui, assieme ad altri collaboratori, prova ad aiutare tutte le famiglie disagiate di Ballarò, e non sono poche. Intanto la difficoltà di molte famiglie è legata chiaramente a un alzamento di prezzi rispetto del materiale che dovrebbe essere di consumo ordinario. Parliamo proprio degli zaini, dei quaderni, delle penne, del materiale che serve proprio ai ragazzini, fin dalla scuola materna, direi, elementare, e poi anche alla scuola media, per poter esprimersi anche nella loro creatività. Prezzi che aumentano soprattutto per quanto riguarda zaini e diari, e a pochissimi giorni dall'inizio
l'inizio della scuola le difficoltà per tante famiglie sono davvero tante. Non ce la fanno e su questo ci sarebbe veramente da fare una riflessione. Il materiale scolastico è un elemento di inclusione. Avere uno zaino del supereroe piuttosto che della supereroina o un diario che magari può essere gradito ai ragazzini è un segno di inclusione. Purtroppo qui i prezzi salgono perché è un po' il mercato capisce che c'è una grande richiesta. Aiutare il prossimo, questo è il messaggio che il prete di Ballarò vuole mandare. Proprio una ragazzina, alcuni mesi fa, di una famiglia un po' più bisognosa, si è resa conto che aveva del materiale scolastico in più, che comunque le era stato regalato, che ha voluto lasciare proprio qui a casa Ancora con questa intenzione: può servire a qualcuno che ha bisogno. C'è una sconcertante ipotesi sulla strage di Altavilla Milicia del febbraio scorso. Gli investigatori puntano a chiarire le mire economiche della coppia ispiratrice del massacro. Sulla villetta degli orrori, Sabrina Fina e Massimo Caradente cercavano casa, sapevano che da lì a poco sarebbero stati sfrattati. La villetta di Altavilla della famiglia Barreca era un'ottima alternativa, così avevano fatto credere che nell'abitazione ci fosse il demonio, tanto da indurre Giovanni Barreca, l'uomo reo confesso della strage, a uccidere moglie e figlie, seviziandoli e dandogli alle fiamme. Insomma, prima del delirio religioso ci sarebbe un movente economico molto concreto all'origine della strage. Ci fermiamo, una breve pausa, torneremo con altre notizie. La vendemmia della legalità a Salemi ormai è diventato un rito che si rinnova ogni anno da un decennio. Un bene confiscato alla mafia continua a produrre economia grazie al lavoro dei volontari della Fondazione San Vito di Mazara. Laura Spanò. Si è rinnovata a Salemi la vendemmia della legalità in un fondo agricolo confiscato alla mafia e assegnato dal Comune alla Fondazione San Vito Onlus di Mazara. Si tratta di un vigneto di 2,5 ettari coltivato a grillo. Sono stati 35 quintali di uva raccolta. Come ormai avviene da un decennio, durante il periodo di vendemmia nel vigneto di Contrada a Fiumelungo, alle porte di Salemi, viene effettuata la raccolta solidale dell'uva. Una raccolta che rappresenta la riappropriazione del territorio da parte della comunità, del riscatto civile e dell'impegno di tanti, perché non si perda mai la speranza del cambiamento. Quest'anno tra operatori e volontari sono state 25 le persone coinvolte nella raccolta. C'erano 4 migranti della comunità Masna Mandela, 6 ragazze della comunità di recupero tossicodipendenti Miriam di Rinascita e 3 ragazze del servizio civile Sportello Antiviolenza e un gruppo di studenti del Parlamento internazionale della legalità degli istituti scolastici superiori di Salemi. Anche quest'anno siamo riusciti a organizzare la vendemmia della legalità, grazie al contributo che l'assessore Rina Gandolfo e il comune di Salemi hanno messo in atto e con il coinvolgimento di alcune cooperative di Salemi. Un grande successo anche quest'anno della vendemmia della legalità. Del resto, su un bene confiscato alla mafia come questo, insomma, la cosa importante è che passi il messaggio del bene comune, perché questo è un bene della comunità di Salemi prima di tutto, ma della comunità dell'intera provincia di Trapani. La madre di Matteo Messina Denaro, Lorenza Sant'Angelo, è morta oggi a 88 anni, portando con sé i segreti della sanguinaria famiglia mafiosa. Intanto al Festival del Cinema di Venezia è stato presentato sempre oggi il film Iddu, l'ultimo padrino, sulla vita del boss morto un anno fa in carcere, interpretato da Elio Germano. Sentiamo Veronica Barbarino. Dicono che la felicità per i buoni c'è. Ma chi lo stabilisce quali sono i buoni e quali sono i cattivi? Terzultima giornata dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Arriva al Lido il quinto e ultimo film italiano in concorso, Iddu, l'ultimo padrino, di Fabio Grazzadonia e Antonio Piazza. Il film, nato dalla lettura dei numerosi pizzini ritrovati nel corso della lunga latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro, vede l'attore Elio Germano nei panni del boss, in scena con Tony Servillo.
Liberamente ispirato a fatti accaduti, racconta il rapporto tra il boss in latitanza e il politico Catello, che dopo alcuni anni in prigione per mafia, uscito di galera a seguito della richiesta dei servizi segreti italiani di catturare il suo figlioccio Matteo, dà vita a uno scambio epistolare con il latitante, cogliendo così l'occasione per rimettersi in gioco. La realtà è un punto di partenza, non una destinazione, dicono i registi, recitato sia in italiano che in dialetto siciliano, nel cast anche Daniela Marra, Barbara Bobulova, Giuseppe Tantillo. Le musiche sono di Colapesce. Il film uscirà nelle sale italiane il 10 ottobre. Scrivo. A Catania solo il 20% delle utenze è allacciato alla fognatura, uno scenario da medioevo che nei prossimi anni un mega appalto dovrebbe cancellare realizzando la rete fognaria. Nel frattempo paghiamo multe salate alla UE per il sistema della depurazione stenta a partire. Ne parleremo nel focus di oggi in onda dopo il TG. Ospiti di Lorena Dolci saranno Giuseppe Cirelli, docente di idraulica e agraria, e Salvatore Alecci, presidente dell'associazione idrotecnica. In onda dunque alle 14.30 su Telecolor in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Potete scrivere al 342 74 55 005. Pausa e poi il calcio con il Catania, il caos allenatore per il Trapani. Eccoci al calcio, sabato a Biella il Catania giocherà contro la Juventus Next Gen. Rossazzurri che anche in Piemonte faranno affidamento sulla solidità emersa nelle prime partite, ma anche sulla duttilità di alcuni suoi interpreti, come Lunetta che dice faremo una grande stagione. Marco Carli. Juventus Catania, storia antica. È ovvio che parliamo di due squadre diverse. La Next Gen è la squadra B, ma l'idea del rosso-azzurro contro il bianconero fa inevitabilmente tornare alla mente i ricordi del passato, come quando Isco segnò il gol del famoso 1-2 in casa della Juve. Altri tempi e, come detto, altra squadra. Il presente parla della Juventus Next Gen e del nuovo Catania. Entrambe escono con maggiori convinzioni dall'ultima partita di campionato. I bianconeri per via della rimonta di Caserta da 0-2 a 3-2 a proprio vantaggio. Il Catania grazie al successo col Benevento, condito pure da una ottima prestazione, soprattutto nel primo tempo. Certo, oltre alla casertana di partite sull'altalena, la Juve ne ha vissute due. Anche la prima gara, persa col Cirignola, racconta di una squadra capace di far male, ma non irreprensibile dietro. 6 reti subite nelle prime due. Siamo agli inizi ed è forse troppo presto per le statistiche, ma è chiaro che il Catania fa invece dell'organizzazione e della solidità un suo punto forte, al di là della porta finora inviolata in campionato. Giocatori capaci di darsi una mano e anche duttili, come ha dimostrato Lunetta col Benevento. Sono un giocatore duttile che può ricoprire tanti ruoli, mi metto sempre a disposizione e il mister appunto mi aveva provato lì già la settimana prima e mi trovavo bene, non ho nessun problema a fare quel ruolo, quindi mi sono divertito. Abbiamo fatto una bella partita tutti insieme, anche di grande sacrificio, soprattutto il secondo tempo, quindi ci sono tutti i presupposti per fare una grande annata. Acque non proprio serene a Messina e Trapani, i Granata sono alle prese con la scelta del nuovo allenatore, intanto contro il Crotone andrà in panchina Aronica. A Messina si cercano rinforzi tra gli svincolati, ma continua la protesta dei tifosi contro la proprietà. Francesco Triolo. Contro il Crotone sulla panchina del Trapani siederà Totò Aronica, l'ex di Messina, Reggina e Napoli e adesso allenatore della formazione primavera, è stato chiamato a traghettare i Granata dall'esonerato Alfio Torrisi al nuovo allenatore, per il quale è in corso un autentico casting. Il presidente Antonini ha parlato con diversi tecnici dopo essersi concentrato all'inizio su Massimo Oddo. C'è una trattativa aperta con Fabio Liverani, reduce da un'esperienza sfortunata con la Salernitana ed il doppio salto di categoria dalla Serie C alla Serie A con il Lecce. I Granata inoltre stanno tentando di riavvicinarsi ad Attilio Tessere, le cui pretese economiche però appaiono elevate. L'ultima ipotesi è quella di Cristian Brocchi. Entro lunedì comunque dovrebbe arrivare la scelta. Intanto la squadra è stata affidata temporaneamente a Salvatore Aronica, che sabato guiderà i Granata nel match contro il Crotone, giocandosi anche le sue opportunità di una possibile riconferma sulla panchina Granata. A Messina, oltre che sul campionato dove i giallorossi incontreranno sabato sera il Taranto al Francoscoglio, si guarda anche al mercato. Il club sta cercando tra gli svincolati aggregati, ci sono il 24
24enne olandese Bradley Van Heuven e l'attaccante Stefano Beltrame, ma la scelta potrebbe ricadere solo sul primo. Modica contro il Taranto recupera manette e potrebbe far giocare dall'inizio Petrucci. Intanto prosegue la protesta contro la proprietà dei tifosi giallorossi, che non saranno nemmeno stavolta sui gradini del Francoscoglio. È tutto per questa edizione del telegiornale, vi lascio al Focus, oggi curato da Lorena Dolci. Per me è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.